Paura nella notte a Lusiana Conco, ceduto il manto stradale di via Ponte Lusiana, una voragine profonda a diversi metri che ha inghiottito parte della stradina silvopastorale, utilizzata soprattutto come sentiero per biciclette e passeggiate. Terreno ceduto però a pochi passi da un'abitazione, immediato l'arrivo dei vigili del fuoco di Asiago, che dopo aver isolato l'area hanno evacuato i residenti. Purtroppo però è franata proprio abbastanza vicino ad un'abitazione, ad una casa che c'è lì, dove al momento abitano 2 famiglie. Evacuate 2 famiglie, in totale 6 persone, che per qualche giorno non potranno fare ritorno a casa. Stamattina si è intervenuti con una prima messa in sicurezza, presumibilmente questi giorni ritorneranno a casa. Una prima messa in sicurezza della zona a cui seguiranno altri interventi. Fra domani e dopodomani ci saranno dei sopralluoghi tecnici per capire che tipo di intervento sarà necessario fare e poi ci organizzeremo per farli, insomma. Una frana che come un déjà vu riporta al 2010, quando a crollare fu invece la strada provinciale. Nel 2010 lì è franata proprio la strada provinciale che si è dovuta chiudere per un bel po' di tempo, per cui è una zona monitorata, diciamo, e attenzionata.